Pronto? Sì. Allora, io sono Bernardini Gino, ero con Davide e Ferdinando a Bologna, ci conosciamo tramite Facebook, con Lidia, eccetera, anche Babila, eccetera. E volevo dare delle precisazioni circa il progetto che si è ventilato, si è proposto a Bologna. Sostanzialmente è questo: tutti i ricercatori, tutti gli appassionati di Facebook, eccetera, si sono suddivisi almeno in 3-4 gruppi, e per quello che interessa al Movimento 9 dicembre, secondo me, la mia indicazione è questa: ci sono i sovranisti alimentari, produttori agricoli, trasportatori, va bene, ok. Ci sono i sovranisti monetari, finanziari, e ci sono i sovranisti costituzionali, quelli che vogliono sovranità popolare, che si affidano alla Costituzione. E c'è una miriade di sigle, siglette, CIPS, CHOPS, CHAPS, URL, MM, TAPI, PUM. Ecco. Allora nasce il discorso per fare una federazione, come questo gruppo, questa persona che è presentato qua, dice: facciamo una federazione di movimenti per metterci in un tavolo più allargato, nazionale. Come ti chiami tu? Bernardini G. Se tu torni 2 anni indietro, sì, questa cosa è stata fatta, riproposta, litigate e botte, scusa, da hobby, non è successo nulla, solo quando si è preso questo tipo di iniziativa. Sì, però ecco, e poi la mia convinzione personale, e sono convinto che la rivoluzione è necessaria perché è nello stato di cose, però la migliore rivoluzione duratura deve avere dei presupposti giuridico-costituzionali, e mi sembra che il gruppo Libra di Liberazione Nazionale Norimberga Italiana aver prodotto, ma come loro, altri. C'è tutto un sottobosco di costituzionalisti, giuristi che sono perfettamente, ecco, Libra e sono persone per bene. Ecco, sì. E hanno fondato il 9 dicembre. Esatto, no, ecco, siccome ci sono tutti questi gruppi, sottogruppi, sottoinsigni, annessi, in tutta una serie di tessere che vanno un attimino, ecco, bisognerebbe trovare un momento senza personalismi, individualismi, personalismi, libidini di primeggiare, eccetera. Se sediamo un attimino, e poi ripeto, quello che c'è nello stesso ponte, l'acqua di oggi non è l'acqua di domani, di ieri, ecco, quindi bisogna anche un attimo capire, perché nel frattempo c'è stata una sentenza importante del 4 dicembre che ha giudicato illegittimo il Parlamento, quindi è del 2014, quindi non era di 2 anni fa. Quando io parlavo che bisogna fare una rivoluzione giuridico-costituzionale, ma sono farfalle, no! Ti serve come pretesto, glielo presenti nel conto, gli dici: ascolta, vieni fuori perché tu lì sei abusivo, sei un usurpatore di potere. E la Costituzione, nella vecchia maniera dei nostri padri costituenti, dava come pena la pena di morte, trabutati in ergastolo perché in Italia non c'è la pena di morte, e adesso è stato depenalizzato fino a 5, 10, 12 anni al massimo. Però, ecco, 30. Per giustificare quello che è successo a Bologna, nel senso che si è presentato un prototipo di progetto del genere, perché io ho cercato di capire, ma perché Napoli e Bologna, perché Pontiglia e poi il Veneto? Ecco, non diamo una bella immagine alla nazione.